Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta oggi in onda, come sempre, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Giornata piena di notizie, di novità dalla nostra regione. Abbiamo un'ora e mezza da stare insieme, da raccontarvi quello che accade fra Padova, Vicenza, il Bassanese, insomma, di novità non ne mancano di certo. Prima di andare avanti, vediamo se è arrivata qualche notizia importante in questo momento, perché anche a livello nazionale si sta molto parlando dell'emergenza coronavirus, perché è arrivata una notizia un po' particolare. Sembra, si dice, ovviamente il condizionale è d'obbligo, che il governo stia pensando a un annullamento dell'obbligo dell'uso delle mascherine dal 15 luglio in poi. Ripetiamo, sono ipotesi che arrivano, che si accavallano, però sarebbe un cambio di rotta davvero importantissimo, che vorrebbe dire che effettivamente stiamo per uscire da questo dramma che stiamo vivendo da troppo tempo ormai. Naturalmente l'obbligo di mascherine rimarrebbe nei locali all'interno, negli spazi chiusi, quindi teatri, cinema e altre situazioni simili, ma all'aperto potrebbe decadere dal 15 di luglio, mentre si pensa, e anche questo è tutto da vedere, di procrastinare, portare avanti, prorogare lo stato di emergenza anche oltre la fine di luglio. Il motivo sarebbe legato all'emergenza di nuove varianti, soprattutto la cosiddetta variante indiana, che all'estero sta creando qualche problema. Quindi la cabina di regia, la gestione dell'emergenza, sta un po' cercando di capire come fare, cosa fare. Ne parleremo durante il nostro telegiornale. Fra poco dovrebbero arrivare anche i dati aggiornatissimi relativi alla situazione di oggi, quindi vaccinazioni da una parte, che sappiamo crescono a ritmi molto alti, dall'altra tutto il discorso legato ai ricoveri e alle nuove positività. Vediamo come sta andando, lo vedremo fra poco. Adesso cominciamo con stavamo parlando di emergenza coronavirus, rimaniamo in tema emergenza coronavirus, cominciamo a parlarne sentendo che cosa aveva detto il presidente Luca Zaia assieme all'assessore Manuela Lanzarin nell'ultimo punto stampa disponibile. Sono arrivate questa mattina le dosi da somministrare per la vaccinazione eterologo, ovvero per le persone under 60 che hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca e che ora dovranno fare Pfizer o Moderna. Insomma, per i 36.000 veneti che faranno il mix di vaccino. Si tratta di 20.000 dosi di Moderna e 10.530 Pfizer. Nei prossimi giorni arriveranno altri vaccini, lo ha annunciato il presidente Zaia, che ha anche ribadito la vaccinazione non è obbligatoria. Nessuno è obbligato a fare le vaccinazioni, ma noi abbiamo l'obbligo di legge di mettere nelle condizioni chi vuol farsi la vaccinazione di vaccinarsi. Io capisco che a qualcuno non va a genio neanche questo, ma questa è la legge. Poi ha aggiunto, il tema da discutere ora con il governo sarà obbligare le regioni a fare un determinato numero di sequenziazioni per dare un'identità ad ogni tipo di coronavirus trovato dai tamponi. Il Veneto è pronto a confrontarsi con questa sfida. Penso che adesso dobbiamo obbligare tutti a fare le sequenziazioni, perché abbiamo capito una cosa, che siamo passati da un virus che cacciavamo con il carro armato ad un virus che oggi dobbiamo colpire col cecchino. Ad oggi i vaccinati over 80 hanno raggiunto il 90%, i sessantenni l'81,9%, la fascia dai 50 ai 59 il 71,6%, i ventenni vaccinati e prenotati in Veneto fino al 4 agosto sono il 48,4%. Con questi numeri entro agosto avremo messo in sicurezza la gran parte degli over 60, dopodiché ci resteranno da fare in gran parte solo i richiami, ha aggiunto il governatore, definendolo un giro di boa. L'assessore Lanzarin ha invece affrontato la questione delle prestazioni sospese durante la pandemia. Ieri è passata in giunta una delibera che mette in atto un piano operativo per il recupero delle prestazioni. Questa delibera cosa dice? Dice che le USL hanno tempo fino al 30 di giugno, quindi hanno 15 giorni per fare un piano e per definire quindi le modalità con cui da qua a fine anno recupereranno le prestazioni.
A proposito di coronavirus, calano i nuovi casi e i morti, ma anche i tamponi. Lo afferma il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Il monitoraggio indipendente rileva nella settimana fra il 9 e il 15 di giugno rispetto alla precedente una diminuzione di nuovi casi, parliamo a livello nazionale, e anche di decessi. In calo anche i casi attualmente positivi, le persone in isolamento domiciliare, i ricoveri con sintomi e le terapie intensive. Da 9 settimane, ma siamo sempre a livello nazionale, sono in costante calo anche i decessi, che nell'ultima settimana si attestano in media 59 al giorno. Non è mai una buona notizia quando si parla di decessi, però questo dato sta scendendo rapidamente, anche proprio vediamo con il report nazionale. Nelle ultime 5 settimane il numero di persone testate si è ridotto però del 31,5%, scendendo da 3 milioni e 2 a 2 milioni e 2. Si registra una discesa di nuovi casi settimanali. Comunque questa è la direzione che ha preso l'epidemia, la pandemia in Italia, la direzione che ha preso in Veneto la vediamo ogni giorno assieme, fra poco arriveranno i dati, li vedremo, altrimenti vedremo gli ultimi disponibili. Continuiamo a parlare di punti importanti, di punti ufficiali, perché c'era alla conferenza stampa di Zaia anche la dottoressa Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, per parlare proprio delle varianti. Tutti i vaccini oggi sono efficaci rispetto a tutte le varianti, in particolare per quanto riguarda la malattia e le forme gravi di malattia, e questa è una meravigliosa notizia. Lo dice in maniera chiara la dottoressa Ricci, aggiungendo che seguire l'andamento delle varianti è fondamentale soprattutto nella fase delle vaccinazioni. Oggi non ci sono preoccupazioni reali, anche la variante Delta, che è una variazione dell'indiana, è tenuta sotto controllo dai vaccini. La variante appunto Delta o indiana è nata in India, ma si è sviluppata moltissimo in Inghilterra, e se voi andate a vedere le curve di crescita di questa variante in Inghilterra sono effettivamente molto preoccupanti. Si tratta di una variante molto più contagiosa rispetto ad altri virus in circolazione a livello mondiale. In altri paesi europei e negli USA però la variante Delta non sta crescendo come in Inghilterra, e questo ci fa ben sperare sull'andamento del contagio in Italia. Il fatto di essere in estate, fra l'altro, ha aiutato molto, ha spiegato la dottoressa Ricci. Per quanto riguarda i dati relativi al Veneto, ad oggi noi abbiamo depositato nel database internazionale e in quello nazionale 1182 sequenze. Siamo la prima regione d'Italia giunto per numero di virus sequenziati a livello nazionale. In Veneto sono state trovate tutte e 4 le varianti più contagiose e preoccupanti. Le abbiamo tutte in Veneto, come tutte in Italia: l'inglese, l'indiana, la sudafricana e la brasiliana. Abbiamo caratterizzato anche delle altre varianti che non sono preoccupanti, sono di interesse. Variante egiziana e variante del Camerun da tenere sott'occhio. Ad oggi in Veneto è prevalente la variante inglese con 28 casi trovati, ma ci sono anche 22 casi di variante Delta legati ad un focolaio scoperto in provincia di Treviso in uno stabilimento produttivo, che però è stato subito circoscritto ed è ora sotto controllo. Parliamo ancora di coronavirus, ma dal punto di vista dei vaccini, perché il centro vaccinale della Fiera di Vicenza dovrà traslocare entro l'estate. Centro vaccinale tampone dell'Uslotto in Fiera, è tempo di traslocare. Con la fascia bianca e le riaperture anche l'ente Fiera può finalmente riprendere l'attività ed ha bisogno degli spazi che va dato in uso l'Uslotto per tamponi prima e vaccinazioni poi. Un'operazione non da poco, per la quale l'azienda si è attivata ricercando strutture in città o immediata periferia con ampia superficie e parcheggio, facile accessibilità e dotazioni strutturali adeguate. Sono scadute le presentazioni delle domande, adesso questa mattina qualcuno valuterà la tipologia di domande che sono pervenute e poi partiremo tranquillamente. 2 al momento sono state le offerte che sono arrivate sul tavolo delle aziende, che già nei prossimi giorni saranno oggetto di sopralluogo per verificarne i requisiti, per poi definire il piano del trasloco delle strutture, box vaccinali e quant'altro, probabilmente il tutto evitando di interrompere le sessioni di vaccinazione già prenotate. Il centro in Fiera, ricordiamo, lavora tutti i giorni e anche la sera. Intanto dal 26 giugno dal Palazzetto dello Sport il centro vaccinale di Trissino si sposta a Montecchio in una sede messa a disposizione dalla FIAM.
Facciamo adesso una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Lasciamo per qualche minuto da parte la parentesi legata all'emergenza coronavirus e parliamo invece di attualità che conferma il ritorno alla normalità o che comunque la vita continua, perché come si suol dire gli esami non finiscono mai e sono iniziati gli esami di maturità per i ragazzi di tutto il Veneto. Siamo andati con le nostre redazioni nelle scuole delle città più importanti per capire come è iniziato questo esame di maturità, questa maturità molto particolare, visto quello che è successo, vista la DAD, il susseguirsi di lezioni in presenza, didattica a distanza, un po' di novità che hanno scombussolato i ragazzi delle superiori, anche quelli delle medie spesso, che poi però sono tornati un po' prima in classe. Però per i giovani è cambiato quasi tutto. Cominciamo da Padova per vedere com'è partita la maturità 2021. Ho appena sostenuto l'esame di maturità, è andato bene e sono contento di quello che ho fatto. Di che cosa parlava il suo elaborato? Il mio elaborato, siccome ero del Calvi, parlava di economia e di informatica. Un colloquio di 40 minuti, il racconto dell'elaborato preparato che ha toccato poi anche altre materie. Partita la maturità 2021, rivista e corretta dal Covid-19. Come lo scorso anno, niente prove scritte per gli oltre 7.000 candidati padovani. I maturandi che abbiamo incontrato noi erano sorridenti. Sono contenta, ho parlato di quello che volevo parlare e sì, mi hanno messo molto a mio agio. Era su un tema di greco-latino e sì, mi è piaciuto molto farlo anche e anche esporlo ovviamente. Ecco, ci delizi con il titolo del tuo elaborato, che così cerchi di capire? Le leggi della natura, il dualismo tra la legge positiva e la legge morale e naturale. Docenti interni nella commissione, esterno solo il presidente. Ingresso e uscita rigorosamente contingentati. Al colloquio presente solo un accompagnatore, ma per questi giovani il pensiero va già al dopo, che per qualcuno non sarà in Italia. Il prossimo anno è economia qua a Padova. Speriamo vada bene, si spera, dai. Giurisprudenza ad Amsterdam. Ah, quindi lascia l'Italia? Sì, vado ad Amsterdam a settembre, cioè ad agosto. Come mai? Perché vorrei andare a vivere là, onestamente, e mi piace anche il programma che hanno, perché è un programma molto incentrato sull'applicazione pratica della legge. Chiudiamo solo per qualche momento questo tema della maturità e rimaniamo, nonostante tutto, in tema culturale e altrettanto di attualità rispetto agli esami di maturità che si stanno volgendo, perché abbiamo in collegamento in questo momento Alex Giuliano che con Andrea Benetti si trovano davanti al Teatro Astra di Bassano, o almeno a quel che ne resta, perché da fuori la situazione sembra invariata e il teatro sembra chiuso e fermo com'è ormai da qualche anno, però sappiamo che all'interno invece è successo un po' di tutto. C'è stato un clamoroso crollo qualche giorno fa e cerchiamo di capire proprio con Alex Giuliano se ci sono novità oggi su questo importante argomento. Buongiorno ai nostri Ciao Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Martedì, un giorno triste per Bassano, un giorno che ha riaperto una ferita sostanzialmente che non si era mai rimarginata, perché il cedimento della parte centrale del tetto del Teatro Astra, che voi vedete, ha lasciato sgomenti, scioccati i bassanesi. Teatro Astra è ed era un simbolo di Bassano, un simbolo che portava con sé il ricordo di una cultura che andava difesa, che andava tutelata diversamente, e quello che è successo martedì pomeriggio ha davvero lasciato sbigottita un'intera città, oserei dire, Ferdinando, un'intera comunità. Ricordiamo che ha ceduto, c'è stato un cedimento ligneo nella parte centrale del tetto, probabilmente dovuto anche a qualche infiltrazione. Sull'edificio
pende un vincolo monumentale. Ricordiamo che si tratta comunque di un edificio di proprietà privata, è la società Z Film che ne detiene il possesso, però siamo qui davanti, il silenzio adesso è abbastanza assordante, ma il rumore del tonfo quando ha ceduto il tetto si è sentito davvero in tutta la parte centrale di Bassano. Considerate che mentre allestivamo questa nostra diretta, abbiamo fatto 2 chiacchiere con 2 passanti, una signora anziana che ha guardato con occhio triste quello che resta, insomma, del Teatro Astra, che già qui all'esterno comunque presenta una facciata abbandonata, fatiscente, e ci ha raccontato di quanto lei fosse rimasta spaventata dal rumore dei calcinacci, del tetto, delle tegole, delle travi in legno che sono cadute, ricordiamo, martedì nel tardo pomeriggio. Bassano si è scatenata l'indignazione anche sui social, abbiamo letto e visto commenti di ogni genere, perché questo è un patrimonio della città che andava sicuramente difeso, tutelato e gestito in maniera diversa. Questa è l'opinione chiaramente che riportiamo da quello che abbiamo raccolto, da quello che abbiamo sentito. Fortunatamente al momento del cedimento non c'era nessuno all'interno del teatro, quindi nessun ferito, nessuna conseguenza grave per le persone. Come ti raccontavo, Ferdinando, le conseguenze le portano adesso dentro lo stato d'animo dei bassanesi, che chiedono chiarezza, chiedono a gran voce di essere coinvolti, di sentirsi parte anche di quello che sarà adesso il percorso per capire cosa fare del Teatro Astra, come riqualificarlo e eventualmente come gestire adesso questa emergenza, anche dovuta a questioni di sicurezza, che si è aperta e che a questo punto non può più essere procrastinata. Alex, allora approfittiamo del fatto che avete già parlato un po' con le persone, perché a Bassano questa vicenda ha dato il là anche a una serie di richieste da parte della popolazione. Diciamo che la gente, stringiamo molto il concetto, vorrebbe essere magari coinvolta in un percorso decisionale sul futuro di un'opera così importante. Naturalmente opera che è privata in questo momento, ma qualcuno potrebbe dire la città vuole che il comune l'acquisisca, oppure la città vuole che il privato o che si trovi un privato in grado di ricreare quel polo culturale che era l'Astra fino a poco tempo fa. Si scorge già qualcosa da Bassano in questo momento o è presto? L'intenzione dei bassanesi è molto chiara, almeno da quello che abbiamo raccolto questa mattina. La volontà dei cittadini è che il comune, l'amministrazione comunale acquisisca questo edificio e lo restituisca in toto alla comunità, ai bassanesi, alla città. Abbiamo ascoltato e raccontato anche ieri di come le minoranze, ad esempio, abbiano già presentato un'interrogazione per inquadrare bene la faccenda, di come l'ex sindaco Poletto abbia lanciato anche la proposta di una donazione simbolica da parte del privato che ha la proprietà di questo stabile, una donazione simbolica al comune. Da quello che abbiamo raccolto noi, da quello che ci hanno raccontato proprio una decina di persone che abbiamo intervistato, che abbiamo sentito poco fa, non c'è più voglia di perdere tempo. I bassanesi vogliono essere padroni del proprio destino, il destino della loro città. Questo edificio, il Teatro Astra, fa parte della storia di Bassano e tu mi insegni, insomma i nostri telespettatori lo sanno, rinunciare alla propria storia non è facile. Quindi la richiesta da parte di Bassano, almeno da quello che abbiamo testato stamattina, ma ci sarà tempo per parlare, tempo per ragionare, ma la richiesta dei residenti, dei bassanesi, è quella di sentirsi di nuovo i proprietari del Teatro Astra, quindi essere coinvolti in tutta quella che sarà la fase di
gestione, recupero, ristrutturazione, rivalutazione insomma di questo edificio. Da Roma ti do una piccola anticipazione, ci è arrivato un SMS dell'onorevole Germano Racchella, che si occupa proprio di beni culturali, ci fa sapere che nel decreto Sostegni bis ha già presentato 3 emendamenti proprio a sussidio di finanziamenti e aiuti alle amministrazioni comunali e ai privati per la riqualificazione dei beni storici, dei monumenti come questo. Se mi permetti, voglio raccontarti ancora di quello che abbiamo visionato sui social, perché abbiamo detto fortunatamente non c'è stato nessun ferito, però l'indignazione è davvero tanta, i commenti sono molto seccati, molto piccati, sta spopolando un meme che è, voglio dire, in parte anche di un umorismo particolare, ecco, della faccia dell'ex premier Renzi con la scritta First Reaction Shock, con l'immagine del drone dall'alto che riprende insomma il cedimento del tetto del Teatro Astra. Certo. I bassanesi sono scioccati. Alex, allora chiudiamo per un attimo questo argomento. Abbiamo parlato di storia, di un pezzo di storia, ma giusto per far vedere ai nostri telespettatori dove si trova il Teatro Astra, perché magari giustamente in questo momento sono tantissime le persone da tutto il Veneto che ci guardano, vi chiediamo solo di contestualizzare dove si trova il Teatro Astra, magari chiedendo ad Andrea Benetti di far vedere che siamo praticamente a pochi metri da quella tragica passeggiata alberata che ricorda i martiri di Bassano. Assolutamente, siamo in Viale dei Martiri, chiedo proprio ad Andrea Benetti di inquadrare il contesto dove è inserito insomma lo stabile del Teatro Astra. Siamo a pochi passi dal centro storico di Bassano. Questo è uno dei biglietti da visita della città. Già da tempo, già da diversi anni, insomma, la facciata fatiscente, l'abbiamo detto, dell'edificio lasciava perplessi residenti e turisti. Adesso quello che è successo chiaramente ha reso impossibile ulteriori perdite di tempo, ulteriori slittamenti. Questa questione va affrontata, lo chiedo ai bassanesi, con immediatezza, con risolutezza. Permettimi di raccontarti un altro piccolo episodio. Sempre stamattina, nelle chiacchierate, nelle piccole interviste che abbiamo raccolto, un papà portava insomma per mano il suo figlioletto di 7-8 anni e ha raccontato proprio come i suoi ricordi di infanzia, quelli del papà, fossero legati a questo teatro dove insomma intere generazioni sono entrate a contatto con una cultura, con il mondo dell'arte. Insomma, Bassano si sentiva già prima un po' più povera senza il Teatro Astra in funzione, adesso si sente addirittura oltraggiata. Ripeto, i sentimenti sono davvero forti. Questo episodio ha toccato un nervo scoperto dei bassanesi. Alex, noi ringraziamo te e Andrea Benetti per questo interessante e molto importante collegamento che ci fa capire che nel telegiornale, nel TG Bassano di questa sera, parleremo diffusamente del Teatro Astra, non solo dal punto di vista del crollo, della faccenda strutturale, di quello che è accaduto, ma anche proprio delle reazioni fortissime che sta avendo la città. Tra l'altro, prima di andare in pubblicità, un piccolo appunto. Alle tue spalle, dietro la torre che si vede, l'ingresso, uno degli ingressi di Bassano, c'è il Caffè Italia, un altro nervo scoperto di Bassano, una struttura bellissima, una terrazza fantastica sulla spaccatura del Brenta, sull'altopiano e insomma e il Grappa, chiusa. Il Caffè Italia. Caffè Italia che è dietro, vediamo là in fondo c'è il Caffè Italia, un altro posto, non si vede perché è coperto dagli alberi, ma è un altro luogo di Bassano che meriterebbe più attenzione e sicuramente di essere riaperto. Quindi prosegue oggi il percorso della nostra emittente per portare Bassano
anche dal punto di vista delle potenzialità al massimo livello, quindi riaprire tutto quello che si può fare. Ne parliamo tutti i giorni, vediamo che le persone ci seguono, le persone parlano con noi, ci raccontano, e allora lasciamo Alex Giuliano e Andrea Benetti a raccogliere ancora dichiarazioni, interviste e un po' il sentire il polso della città. Grazie, buon lavoro. Grazie Ferdinando, un saluto a tutti. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità facciamo una brevissima pausa. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e dopo aver visto le immagini sconfortanti della devastazione causata dal crollo al Teatro Astra di Bassano, andiamo a Vicenza, dove insomma non dovrebbero esserci notizie di questa gravità, crolli di questo genere, però Vicenza è sempre foriera di interessanti novità. Ce le racconta Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. No, fortunatamente non ci sono crolli e non ci sono situazioni così gravi come a Bassano, ma ci sono però cantieri, tanti. La città è in ripresa e quindi sono aperti cantieri un po' dappertutto. Un cantiere che sta dando molto fastidio in questo momento è proprio quello in Piazza delle Poste. Poste che sono chiuse con dei pannelli per evitare il dormire, il bivaccare di soggetti indesiderati, dai senza tetto a tossicodipendenti, ma anche con ancora il container delle poste da 3 anni fermo lì, che sta sempre più degradando, e un cantiere dove da 2 mesi, 3 stanno lavorando, chiudendo la strada e i negozianti si stanno lamentando proprio perché non c'è più passaggio di gente e devono tenere le porte chiuse, perché ovviamente quando lavorano entra tanta polvere e ovviamente un cantiere per delle condotte diventa molto problematico. E sai, in una ripresa che stenta comunque a esserci, almeno ci raccontano che insomma la gente si guarda, gira, fa, ma compra poco, c'è molto movimento quando c'è il mercato il giovedì come oggi o il martedì, ma durante la settimana poi rimane un po' il deserto, poi si rianima la città per la movida della sera, insomma è ancora una situazione alquanto complicata, questo per quanto riguarda la città. E a proposito di città, Gabriella, che aria tira, a parte abbiamo parlato dei commercianti, ma i vicentini, come li vedete voi che siete abituati a vederli tutti i giorni, a parlarci? Ricordiamo il rapporto fortissimo che ha Rete Veneta, la redazione di Vicenza, come tutte le altre redazioni delle nostre emittenti, con la città. Ma i vicentini, sai, sono contenti di questa fascia bianca, del poter uscire, di poter star fuori, avere ritrovata libertà. Rimane sempre un po', un dubbio della serie, ma non è che poi a settembre, ottobre ci ritroviamo come l'anno scorso? C'è questo timore, è un timore che ovviamente dovrebbe essere fugato dai vaccini, ma che ancora la gente fa fatica a recepire, ecco. Poi sì, insomma, c'è la voglia di vacanza, c'è la voglia di normalità, questo assolutamente, Ecco, c'è una notizia proprio di questa mattina, lo ricordavamo in apertura di telegiornale, che però è un'ipotesi, sono dei rumors che arrivano giù da Roma, riguardante la possibilità di togliere a tutti gli effetti le mascherine dalla metà di luglio. Se ne sta parlando, naturalmente si parla all'aperto, se ne sta parlando, se ne sta discutendo, c'è già parecchio movimento, c'è parecchia agitazione, perché per le persone l'idea di poter togliere la mascherina quando si è in piazza, in centro, quando si fa una passeggiata è una cosa importantissima. È già arrivata a Vicenza l'eco di questa notizia o se ne parlerà nelle prossime ore? Se ne parlerà nelle prossime ore, però comunque devo dirti anche che effettivamente la mascherina poi con il caldo di questi giorni molto forte è molto faticoso da tenere e la gente la tiene tendenzialmente un po' abbassata, ecco, diciamo, per farvi un'idea. Il massimo di solito troviamo la gente che la tiene così, almeno fa respirare il naso, se non addirittura in questo modo, quando ovviamente non incontra altre persone. Però
l'idea, quei pochi che abbiamo sentito così al volo, di poterla togliere, chiaramente magari appunto solo all'aperto, non in situazioni di assembramento, di poterla tenere in tasca, certo. è Gabriella, benvenuta. Ecco. Ti interrompo per dirti solo che mentre noi stavamo parlando con te sono passate molte persone alle tue spalle e crediamo di poter dire che meno della metà avessero, queste invece ce l'hanno, indossassero la mascherina, quindi mancherebbe ancora un mese a questa importante novità. Sì. Crediamo che qualcuno si stia già portando avanti. Noi raccomandiamo, lo diciamo sempre in tutti i nostri telegiornali, in tutte le occasioni, fino a quando la legge o comunque la normativa o i consigli anche solo di chi gestisce questa emergenza ci diranno che è bene portare la mascherina, portiamo la mascherina, indossiamo la mascherina, stiamo attenti al distanziamento, l'igienizzazione delle mani, tutte le cose che sono importantissime per superare questa emergenza. Poi se ci diranno un giorno, signori tranquilli, facciamo pure senza mascherina, ben lieti di approfittare di questa, speriamo che non sia una pausa di aria ma che sia proprio un cambiamento importante. Gabriella, prima di andare in pubblicità ti chiediamo se c'è già della cronaca a Vicenza in questa mattinata. Guarda, abbiamo un'operazione della Guardia di Finanza su un'indagine della bancarotta fraudolenta, distrazione, fate conto, per 900.000 euro nei confronti dello Stato e di mezzi, una coppia di coniugi di Valdagno che praticamente apriva e chiudeva aziende facendole fallire ovviamente e che sono stati praticamente arrestati. Ovviamente maggiori dettagli nell'edizione del telegiornale di questa sera. Bene, quindi come sempre nel nostro TG Vicenza questa sera parleremo di molti argomenti anche di cronaca. Sappiamo che la nostra redazione vicentina è sguinzagliata ogni giorno per parlare con i quartieri, stiamo facendo un lavoro molto importante di colloquio e contatto con i quartieri per capire quali sono le esigenze, i problemi, i punti di difficoltà dei quartieri, sia sotto il profilo sociale che quello infrastrutturale. Certo. Si va dai rifiuti al degrado, passando per il caos, per le strade rotte o per qualsiasi altra cosa. Abbiamo qualcosa di particolare nel TG di questa sera? No, nel TG di questa sera no, ma abbiamo delle risposte da parte degli amministratori, perché tu sai che oltre a raccogliere quelle che sono le istanze dei cittadini nei quartieri, poi noi portiamo queste istanze, le problematiche alle autorità che sono competenti poi magari di risolvere le situazioni. Quindi prossimamente avremo anche un po' di risposte a quelle che sono state le segnalazioni fatte dai cittadini. Molto bene Gabriella, ti ringraziamo per questo collegamento. Naturalmente se ci sono novità importanti non esitare a contattarci. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te. Torniamo in studio. Allora, vi ricordiamo che tutte le nostre redazioni, abbiamo parlato con Vicenza in questo caso, ma è una dinamica legata a tutte le redazioni del gruppo Media Nord-Est, lavorano anche sul territorio per raccogliere le istanze, le problematiche, le doglianze dei cittadini, di voi telespettatori. Potete contattare in qualsiasi momento tutte le nostre redazioni per segnalare quello che può essere un degrado, un problema, anche un fatto un po' più, come si può dire, personale legato a qualche difficoltà. Noi raccogliamo, ci informiamo e poi, come avete sentito, quello che ha detto la nostra collega Gabriella Basso ora, le portiamo all'attenzione di chi può fare qualcosa, di chi può dare una mano, di chi può risolvere, in questo caso le istituzioni, il comune, la provincia, la regione. Abbiamo contatti quotidiani con tutte le istituzioni per approfondire e risolvere questi problemi, o almeno per portarli all'attenzione e cercare di creare un confronto. Detto questo, noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo, continuiamo a parlare di maturità e scuole. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Allora, abbiamo visto il disastro del Teatro Astra di Bassano, abbiamo visto anche cosa sta succedendo a Vicenza, una giornata per una volta tanto senza notizie grosse di cronaca, ma con tante notizie proprio dal centro storico, dalla città, una città che da una parte vuole ripartire, dall'altra però si trova sempre delle situazioni contingenti che potrebbero frenare la ripartenza, in questo caso dei negozi. Ne parliamo come sempre nel TG Vicenza. Ritorniamo invece a parlare della
maturità. Stiamo facendo una carrellata delle varie province di questo Veneto che vede i suoi ragazzi all'esame, uno degli esami più importanti della propria vita, e andiamo a vedere cosa succede nella Marca. Avevo un po' di agitazione all'inizio, però subito dopo essere entrata, ecco, i professori hanno fatto di tutto per mettermi a mio agio, sono stati tutti molto gentili. Pensavo peggio, invece alla fine dai, sono riuscito a rispondere alle domande e penso sia andata abbastanza bene. Ero molto in ansia, però è andato tutto bene, sì. In realtà non è come ce la si aspetta, è molto più tranquillo. Cambiano le modalità d'esame, ma l'emozione dei maturandi trevigiani resiste anche al Covid, così come la suddivisione quasi antropologica tra ansiosi e imperturbabili. Tranquillissimo, siamo sereni noi. Tanto alla fine abbiamo fatto sto percorso qua insieme, qualcosa abbiamo imparato. Sono 7.847 i giovani trevigiani che da qui ai prossimi giorni saranno maturi, 183 le commissioni d'esame composte da insegnanti interni e presidente esterno, circa un'ora di colloquio per tutti, con la partenza affidata a degli elaborati scritti dove il piano di studi si è quasi sempre intrecciato con l'attualità. Si tratta proprio della disintossicazione dai social, che riguarda appunto gli adolescenti ma in generale le persone, e appunto è molto importante sensibilizzare i giovani su questo argomento. Cambridge Analytica e lo scandalo Cambridge Analytica e la questione dei big data. Io ho portato Charles Dickens con Oliver Twist per l'infanzia rubata appunto dal lavoro minorile. Io ho scelto il valore educativo delle fiabe e dei cartoni animati, quindi anche come possono influire e la contraddizione con quella che è la società contemporanea. Maturità che scandisce il tempo di nuove decisioni, molti, complice il periodo, sognano la professione medica. Penso di provare medicina, comunque è un tragitto molto lungo e tortuoso, però ci proveremo. Mi piacerebbe entrare a medicina l'anno prossimo, quindi la mia estate la passerò anche un po' a prepararmi per il test entrata. Voglio andare a fare scienze motorie a Ferrara e diventare un personal trainer. Dai banchi di scuola ai banchi della vita, in molti sembrano già maturi. Che di fronte agli sbagli e ai nostri mali bisogna essere sempre uniti e condividere dolori e sofferenze con gli altri per cercare di uscirne insieme. E proprio nel giorno in cui è iniziata la sessione di esami di maturità è stato approvato il calendario scolastico regionale per il prossimo anno. Vediamo come cambia. Gli esami di maturità per i quasi 39.000 studenti veneti dell'ultimo anno delle superiori inizia nel giorno in cui la Regione approva il calendario scolastico per il 2021-2022, che tutti si augurano essere meno travagliato dei precedenti. Sfida fondamentale, lo definisce l'assessore all'istruzione Elena Donazzan, per restituire ai ragazzi un contesto educativo e di socializzazione fortemente mancato ai più grandi. Avvio differenziato per elementari e medie da una parte e superiori dall'altra, le prime lunedì 13 settembre, le seconde giovedì 16. Chiusura l'8 e il 10 giugno. Piuttosto lunghe anche le vacanze di Natale, da venerdì 24 dicembre a sabato 8 gennaio. La scuola si proietta in avanti, ma per i maturandi la fase più importante inizia oggi. Io avevo chiesto peraltro che si tenessero anche gli iscritti, perché le sole classi quinte in un istituto praticamente vuoto, diciamo che non poteva essere né problema di assembramento né problema di distanziamento. Resta che questi ragazzi, quelli che fanno la quinta quest'anno, sono i più penalizzati della storia della scuola. Le difficoltà comportate dalla pandemia non devono far pensare che gli ultimi 2 siano stati anni persi, ribadisce Donazzan. Questi ragazzi devono anche sapere che devono avere la consapevolezza che le nostre scuole li hanno formati bene. Li hanno formati con conoscenze e competenze. La scuola ha preso un nuovo modello organizzativo di cui in futuro bisognerà fare tesoro. Di contro, l'isolamento, la distanza patita dai ragazzi sta lasciando pesanti strascichi. Ciò che resterà saranno i conti che dovremo fare con la tenuta psicologica dei nostri ragazzi e sociale. I ragazzi hanno veramente grandi problemi, sono aumentati i disturbi dell'alimentazione, c'è l'aumento dell'autolesionismo. Guardi, questa è una cosa devastante ed incomprensibile per chiunque, per me, per una mamma, per un papà. Ci rendiamo ben conto che la difficoltà è molto più psicologica che didattica. Dopo questo intervento dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, andiamo a vedere ancora le opinioni dei ragazzi alle prese con la maturità. Andiamo a Vicenza.
Maturità 2021 rimane ancora un rito di passaggio nonostante la sua ricalibratura a causa pandemia. Continua a fare il suo effetto tra i giovani maturandi che, salvi dall'esame scritto, si cimentano in una lunga prova orale. Sono felice che sia stato solo orale, è più leggero di sicuro e è andato bene. 50 minuti, un'oretta, è andato via abbastanza in fretta. Lo spauracchio dell'esame di maturità è venuto un po' meno? Ma non lo so se è venuto un po' meno, però di sicuro il fatto che c'erano dei professori che ti conoscevano ha dato un po' più di sicurezza. La maturità si fa una volta sola. E quindi è stato bello, dai, adesso liberi. Dentro il candidato che davanti alla commissione composta dai professori della classe e un commissario esterno espone l'elaborato punto di partenza per poi spaziare sulle discipline di indirizzo. Fuori, genitori e amici in paziente attesa, un mazzo di fiori per suggellare la fine di un percorso. Come ha vissuta sua figlia questa maturità? L'ha vissuta un po' in maniera, diciamo, strana, era un po' agitata, particolarmente oggi. Pensava di avere qualche giorno in più per studiare, però almeno se la toglie e via, dopo si ricomincia a vivere. Il problema è prima, però i professori sono buoni, anche il commissario esterno mi hanno messo a mio agio. È stata una bella chiacchierata. E poi, finalmente, le meritate vacanze. Adesso vacanza e poi si comincerà all'università a ottobre. Prossimo anno si riparte, ma questa volta l'inizio sarà differenziato, il 13 settembre per le scuole primarie e secondarie di primo grado, con chiusura l'8 giugno, mentre le scuole secondarie di secondo grado inizieranno il 16 settembre per chiudere il 10 giugno. Chiudiamo questo tour della maturità in Veneto con i ragazzi di Bassano. Maturità 2021, l'ultima, ci auguriamo noi, si augurano i tanti studenti, ad essere etichettata come maturità Covid. Quest'anno gli esami prevedono solo 60 minuti di colloquio orale insieme alla commissione. Siamo venuti a condividere insieme ai tanti studenti queste ore di attesa e di gioia. Com'è andata? Bene, un po' impegnativa, ma stressante, ma è andata bene. E che cosa ti porterai dentro di questa giornata? Di sicuro l'ansia, soprattutto perché stanotte non sono riuscito a dormire. Gli ultimi giorni di studio passati puramente sui libri senza mai uscire. E di sicuro comunque un po' di tristezza e malinconia per aver appena finito la scuola. Com'è stata la classica notte prima degli esami? Allora, abbastanza impegnativa, è stato tanto tempo a studiare anche di notte, però insomma dai, Venditti ha fatto da colonna sonora il tutto. Hai visto i tuoi compagni festeggiare, tirare un sospiro di sollievo, loro sono maturi, qua manca poco, insomma sei un po' agitato. Mancano poche ore, dovevo essere dentro già adesso, invece c'è stato un ritardo, dobbiamo aspettare a festeggiare, però ci saranno comunque i festeggiamenti anche per me dopo, sicuramente. Penso che un'ora di orale non sia abbastanza per giudicare 5 anni di percorso e una persona. Venditti come colonna sonora oppure altre scelte musicali? Assolutamente Venditti. Allora, chiudiamo questo giro, questo tour della maturità con gli studenti di Mezzo Veneto che abbiamo sentito e andiamo invece da Valentina Visentin che con Federico Cibotto è a Padova. Abbiamo sentito, Valentina, la colonna sonora dei ragazzi è stata notte prima degli esami. Qual è la colonna sonora oggi a Padova? Anche per me lo è stato qualche anno fa, ripensando alla maturità. No, la colonna sonora di Padova questa mattina in realtà sono state le sirene dei pompieri, dei vigili del fuoco, perché purtroppo c'è stato un grave incendio nel quartiere dell'Arcella e dobbiamo confermarvi che l'intero stabile è inagibile, quindi verrà evacuato. Ci sono 12 nuclei familiari che quindi dovranno trovare una soluzione abitativa temporanea, perché questo incendio che si è sviluppato all'interno di una mansarda con il tetto in legno ha provocato numerosi danni al condominio. Tra le altre cose i vigili del fuoco i carabinieri hanno salvato anche 3 persone, 3 stranieri che stavano dormendo e non si erano accorti dell'incendio. Per alcune ore il tram è rimasto bloccato perché è stata tolta l'alimentazione elettrica proprio per consentire l'intervento di sicurezza dei vigili del fuoco. Questo per
per quanto riguarda la cronaca. Poi tra le altre cose in prefettura si è svolto proprio in queste ore anche un COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che questa settimana aveva al centro l'episodio di Bagnoli, la bomba alla macelleria, quindi il prefetto ha incontrato il sindaco del comune della Bassa Padovana e le forze dell'ordine per fare il punto sulle indagini. Cercheremo poi di capire che cosa è emerso, quali novità appunto ci sono su questa vicenda. Valentina, che aria tira oggi a Padova? Eccezione fatta naturalmente per la cronaca, quindi aria un po' viziata da quell'incendio di cui abbiamo appena parlato. È una splendida giornata di sole, anzi caldissima, al centro è molto vivo, i negozi sono aperti, insomma c'è la ripresa proprio delle attività e tra le altre cose anche soprattutto riprende la vita culturale, tant'è che vediamo i musei sempre più pieni di persone, tant'è che il sindaco e l'assessore alla cultura hanno deciso che dal 19 giugno al 3 di luglio per i padovani ci si potrà entrare gratuitamente su alcuni musei della città. Ovviamente continuano anche i pellegrini ad arrivare al Santo, perché per tutta questa settimana fino al 20 ci sarà l'ostensione della reliquia dell'avambraccio che è stata portata domenica eccezionalmente dal patriarca di Venezia e dal rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera. Resterà qui fino a domenica mattina, quando poi noi seguiremo in diretta e vi racconteremo il ritorno della reliquia via acqua, quindi con la barca del Burchiello, e che farà ritorno in laguna. Ecco, ricordiamo che domenica abbiamo seguito nel giorno della festa di Sant'Antonio, il 13 giugno, tutta la giornata in cui sappiamo che sei stata anche molto coinvolta, ti abbiamo vista tutto il giorno con il microfono in mano a inseguire i pellegrini, a sentire come andava. Domenica sarà un po' diversa, sarà altrettanto forte dal punto di vista spirituale e anche di impatto visivo, perché c'è tutta una parte di accompagnamento di questa reliquia anche a Venezia, quindi usciamo un po' da Padova e vediamo delle immagini altrettanto straordinarie. Anche perché appunto la reliquia farà un percorso via acqua partendo dal portello e arriverà, facendo proprio il tragitto del Burchiello, arriverà in laguna, dove appunto per le 6 si verrà celebrata la messa solenne che sancirà il ritorno della reliquia a Venezia. Valentina, noi fra pochissimo, subito dopo la pubblicità, vedremo il servizio sulla bonifica alla CEC di Pernumia, atto importantissimo atteso da anni in Veneto. Ci sono novità oggi su questo argomento o aspettiamo qualche giorno per vedere i lavori come funzionano? Beh, diciamo che ieri è stato significativo perché è partito il primo camion di rifiuti, poi si spera che insomma procederà a ritmo spedito, perché è un procedimento molto lungo, perché ovviamente si stanno decontaminando, si sta lavando i rifiuti pericolosi che poi vengono caricati nei camion a loro volta vengono lavati e partono verso Verona. Sono 44.000 le tonnellate di rifiuti stoccate all'interno di questo capannone abbandonato da quasi 20 anni, parliamo di questa vicenda ormai da 18 anni, e come ha confermato l'assessore Marcato dovrebbe concludersi tutta questa lunghissima operazione di bonifica nel dicembre del 2022. Allora Valentina, noi abbiamo sentito che è suonato, come si dice in Veneto, un botto, quindi vi lasciamo te e Federico Cibotto andare a lavorare, perché la giornata è piena di notizie da seguire. Vi ringraziamo con questo collegamento. Se ci saranno notizie da Padova, non esitate a contattarci. Grazie a voi, buona giornata. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora mezz'ora di notizie da raccontarvi. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Allora, abbiamo fatto un po' un giro in Veneto per sentire le ultime novità, e a Padova c'è una notizia che non riguarda Padova, appunto riguarda la provincia, però è molto importante perché parla della bonifica della famosa, celebre, famigerata anche CNC di Pernumia, un capannone pieno di rifiuti che erano stoccati lì da tanto tempo. La politica aveva promesso più volte di volersi interessare di questo argomento così delicato, ci si era mossi tante volte, non si era mai arrivati a nulla. Adesso è partita ufficialmente una bonifica che è anche un po' complicata. Vediamo il servizio.
subacquea su quelle nere montagne di polveri pericolose. La fotografia di uno scempio che dura da quasi 20 anni. È iniziata ufficialmente la fase finale delle operazioni di bonifica dell'ex CNC di Pernumia, la fabbrica dei veleni abbandonata con all'interno 40.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. All'interno dell'ex stabilimento CNC di Pernumia, alle mie spalle vedete il camion con il primo carico di rifiuti pericolosi che sarà smaltito. Il lavaggio delle ruote del camion prima di partire per il viaggio verso la discarica speciale che si trova nel Veronese, dove verranno smaltiti i rifiuti. A salutare questo primo convoglio l'assessore regionale Roberto Marcato, insieme ai tecnici di Veneto Acque, la società incaricata dalla regione del piano di smaltimento. Siamo riusciti oggi a mettere la parola fine. Qui finalmente partono i camion con i rifiuti per portare via tutte le oltre 40.000 tonnellate che sono qui presenti. Le operazioni dureranno fino a dicembre 2022. La Regione Veneto ha messo a disposizione 12 milioni di euro grazie ai finanziamenti della legge speciale per Venezia. Ma resta l'amarezza perché a pagare dovrebbero essere i responsabili di questo scempio che sono scomparsi lasciando l'onere ai cittadini. È davvero un dramma perché di fatto i 12,2 milioni che la Regione Veneto mette sono soldi dei contribuenti, non sono soldi che noi stampiamo nelle segrete stanze di Palazzo Balbi. E chi invece ha provocato tutto questo, a mio avviso, non ha pagato a sufficienza. E allora, visto che tra l'altro il tema ambientale, il tema energetico, il tema dei cambiamenti climatici è nell'agenda politica di tutti, ecco, iniziare magari a far pagare davvero ai lazzaroni che fanno sta roba qua pene forti sarebbe già un segnale interessante. La bonifica parte da prima con l'eliminazione della sorgente della contaminazione, che sono questa montagna di rifiuti, 43.000 tonnellate, che devono essere asportate. Parallelamente viene tenuto il monitoraggio e viene fatta l'indagine ambientale del sito grazie alle verifiche sulla qualità del suolo, delle acque di falda e le acque superficiali. Sul tema della CEC di Pernumia, la politica, abbiamo detto, si era interessata più volte, tante promesse, qualche anno perso per vari motivi, insomma è successo un po' di tutto. L'attenzione su questo capannone, su questo tema è stato sempre tenuto alto, tanto dai cittadini quanto da comitati di cittadini che adesso esultano giustamente. Sì, è una giornata veramente bella, ringraziamo veramente tutti quelli che si sono dati da fare per arrivare a questo punto. Non dimentichiamo che sono 18 anni però che la popolazione e i residenti del posto hanno vissuto con la paura, insomma, per 3 anni, dal 2002 al 2005, qui c'era polvere e nuvole arancioni che fluttuavano nell'aria, insomma. Fuori dalla CNC festeggiano i comitati SOS CNC, Lasciateci Respirare, Monselice e la Vespa Battaglia Terme, che per tutti questi anni si sono battuti per denunciare quanto accadeva a Pernumia e nelle zone adiacenti alla fabbrica dei veleni. Ora inizia un nuovo capitolo, quello dello smaltimento e della bonifica. Aspettiamo e monitoreremo molto attentamente che vengano fatte tutte quante le analisi di rito e confidiamo che le situazioni siano migliori di quello che si presuppone, insomma, in maniera tale da poter bonificare completamente l'area e riqualificarla. Rimane la rabbia perché chi ha inquinato alla fine non ha pagato. Alla fine non ha pagato nessuno, non ha pagato chi ha fatto il danno, non è stato ritenuto responsabile neanche il proprietario dell'area. Il processo è andato in prescrizione e dopo questo sforzo veramente del territorio ritornerà ad essere di proprietà privata. Ecco, noi speriamo che ci siano le possibilità per una procedura di esproprio in maniera tale che si possa perlomeno recuperare un po' dei soldi della comunità. Il tema è contiguo a questo, visto che abbiamo parlato di rifiuti, non è proprio lo stesso, ma insomma la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode fiscale legata a un traffico illecito di rifiuti. Maxi frode fiscale internazionale, riciclaggio e traffico illecito di rifiuti per 300 milioni di euro, 5 arresti, 53 indagati, 50 perquisizioni nelle province di Udine, Gorizia, Treviso, Padova, Belluno, Verona, Venezia, Brescia e Como e sequestri per 66 milioni di euro. Sono gli elementi principali e riassuntivi relativi all'operazione denominata Via della Seta della Guardia di Finanza di Pordenone su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Il sodalizio criminoso operava nella commercializzazione illecita di materiali ferrosi e non
non come rame, ottone, alluminio, normativamente inquadrabili come rifiuti metallici non pericolosi. Nel dettaglio è stato scoperto un patto tra criminalità italiana e cinese che non avevano connessione tra loro se non per gli obiettivi finali. L'una di portare denaro da conti correnti cinesi in Italia, l'altra di far arrivare in Cina denaro liquido nei propri conti correnti. C'è un gruppo che aveva un obiettivo, quello di far retrocedere in nero quello che è andato all'estero in chiaro. E c'è un gruppo che aveva l'obiettivo opposto, quello di portare all'estero, in Cina in questo caso, del denaro in chiaro, tenendosi il nero qui. Allora, un nero in entrata e un nero in uscita si sono compensati. Succedeva che i soggetti italiani hanno trasferito in Cina 150 milioni sulla scorta di inesistenti importazioni di acciaio e di ferro, e all'accredito i cinesi consegnavano cash in buste, anche con 200.000 euro in contanti, direttamente agli italiani il controvalore. Il denaro riscosso dagli italiani avveniva attraverso buste che si potevano camuffare facilmente come borse di acquisti vari, vestiti o altro, all'interno di noti centri commerciali all'ingrosso cinesi di Padova e Milano, con un vero e proprio passaggio di mano del denaro. La struttura dell'intero modus operandi era basata sulla creazione in Italia di società ad hoc con funzione di intermediari nel commercio dei rottami metallici. Queste emettevano fatture false con operazioni di acquisto all'estero della merce ferrosa, ottenendo anche fittizia documentazione di conformità. In realtà il materiale veniva reperito a nero da scarti industriali che poi con tutta la documentazione veniva venduta al cliente finale, ovvero le acciaierie, ignare di tutto il giro illecito. Le investigazioni sono state avviate nel 2018 in seguito ad anomale movimentazioni finanziarie intercorse tra un'impresa con sede nella Repubblica Ceca e una neocostituita azienda in provincia di Pordenone. Vi era una società di Pordenone che nell'ambito di poco più di un anno aveva avuto un incremento di fatturato da 10.000 euro a 52 milioni, cosa che di per sé già di per sé è anomalo. Sui reati fiscali dobbiamo accendere veramente un faro e dobbiamo cominciare a pensare che sono reati gravi perché tradiscono la fiducia che il popolo italiano ripone sulla correttezza fiscale e che per adesso i lavoratori dipendenti sono gli unici a poter garantire. Chiudiamo il capitolo rifiuti e apriamo invece il capitolo vacanze. Vacanze però non quelle di giorni, spiaggia, al mare, ma quelle che portano la movida cosiddetta in molte zone della nostra regione. A Jesolo ci sono già polemiche. Penso che tutto debba rientrare nella normalità, cioè la ricreazione penso che sia assolutamente finita, ma nel rispetto della libertà di tutti i cittadini. Cioè, come dico sempre, la tua libertà finisce dove inizia la mia. La movida, anche molto vivace, a Jesolo c'è sempre stata, ma che centinaia e centinaia di giovani e giovanissimi si ritrovino sistematicamente per ubriacarsi in nottate che a volte possono finire in risse o in atti di vandalismo rappresenta una novità. Ed è molto preoccupato il sindaco Valerio Zoggia, che dopo le 2 di notte può contare solo su qualche pattuglia di polizia locale. Purtroppo le forze di polizia almeno fino a metà luglio non ci saranno, perché ce l'ha detto molto chiaro il signor prefetto che non ha, no, che lui non vuole, che purtroppo non ha agenti di polizia da mandare nelle spiagge, non solo a Jesolo, anche nelle altre strade, perché quelle persone, agenti in più che hanno, saranno impegnati col G20 a Venezia e quindi per le nostre località non ce ne saranno. L'ordinanza comunale che vieta detenzione e consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche ogni fine settimana dalle 16 alle 6 di mattina, oltre che essere di difficile applicazione, ha suscitato qualche perplessità tra le categorie del comparto turistico. È stata messa insomma con i migliori auspici nel tentativo di risolvere un problema, non sono così convinto che quello sia lo strumento migliore. È evidente che è paradossale che all'interno di un campeggio, di uno stabilimento balneare, ci siano delle regole certe che vengono fatte rispettare da un concessionario e talvolta invece quelle regole è più difficile farle rispettare all'interno delle aree libere, proprio perché c'è una carenza e c'è una difficoltà di produrre un controllo sistemico sul territorio. In un Veneto in zona bianca si fa largo quindi l'ipotesi di riaprire le discoteche proprio per convogliare i giovani in luoghi con maggiore controllo. È inutile che noi facciamo regole, norme, ordinanze se poi effettivamente le forze dell'ordine non ci sono, ma attenzione, non per colpa delle forze dell'ordine, ma perché mancano dal punto di vista numerico. Situazione molto simile, naturalmente con un contesto completamente diverso, anche a Vicenza.
Basta violenza, basta degrado, bisogna intervenire al più presto, era l'appello lanciato solo 24 ore fa dal Comitato Contra Pescherie Vecchie. I video di pestaggi, aggressioni ma anche di solo degrado di gente in preda ai fumi dell'alcol si sprecano e la questione torna, o meglio rimane, sul tavolo del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, che già dal prossimo fine settimana dà un nuovo giro di vite, concentrando i controlli, blindando Contra Pescherie. Abbiamo ritenuto opportuno creare una tipologia di modulo di intervento che, piuttosto che separarsi su 2 fasce orarie per poi avere un momento di concentrazione, possa esprimere il massimo della potenza disponibile in un arco temporale che è quello che più è sotto oggetto di attenzione, quindi quella fascia oraria 18-24. Ecco. 16 le pattuglie in servizio con possibilità di estensione di altre pattuglie in servizio straordinario. Amministrazione e prefettura però sono al lavoro anche su altri fronti. Alcuni strumenti ulteriori specifici su quell'area, stiamo cercando di capire esattamente la fattibilità. Il modello Firenze è un modello che da questo punto di vista potrebbe essere ispiratore. Modello Firenze quindi con chiusure, o meglio accessi controllati alle zone della movida per evitare soggetti indesiderati, anche se è tutto da calibrare sulla zona interessata, Contra Pescherie molto più ristrette rispetto agli spazi di Firenze. Quindi la tipologia di attività da svolgere eventualmente sarebbe diversa, però certo gli strumenti che hanno utilizzato i colleghi di Firenze ci sono già noti. Se Vicenza piange, Padova non ride di certo. Occhi puntati su 2 punti nevralgici delle giovani notti padovane, il Portello e il Pride Village, travolto dalle polemiche e attaccato anche dall'Associazione dei Pubblici Esercizi. Musica e ballo, mascherine abbassate, l'accusa mossa al Village. Degrado, inciviltà e problemi con cui tornano a fare i conti gli abitanti del Portello. Al tavolo, convocato dal prefetto Raffaele Grassi, il sindaco di Padova Giordani, affiancato dall'assessore alla sicurezza Bonavina e i vertici delle forze dell'ordine. Nei luoghi di aggregazione saranno mantenuti dispositivi elastici e flessibili. Non c'è alcuna intenzione di militarizzare le serate. A sostegno del lavoro discreto delle forze dell'ordine, l'ordinanza sindacale che blocca la musica all'aperto a partire dalla mezzanotte. Ai giovani un appello da parte del neoprefetto di Padova. Richiamo al senso di responsabilità di tutti, specie dei giovani. Ognuno mai come ora deve essere controllore di se stesso per garantire una ripresa che sia la più serena possibile. Su questo argomento torneremo nei nostri telegiornali perché è un tema molto sentito in quasi tutto il Veneto. Adesso invece diamo voce a un appunto molto importante da parte dell'onorevole Germano Racchella, che è anche sindaco di Cartigliano. Un appello per tutti i sindaci. Sentite. Essere sindaco è una passione, ma in Italia è senza dubbio una delle più difficili. Essere sindaco è una vocazione, una missione. Lavorare per la propria città, per il proprio paese e per la propria gente. Il vero privilegio sta nella possibilità di essere il vicino di casa di tutti e di operare per il bene comune e del comune. Io indosso la fascia di primo cittadino di Cartigliano, un paese di quasi 4.000 abitanti, e ogni angolo del mio comune mi scatena un sentimento, mi evoca un ricordo, mi suggerisce un'idea. Questa è la parte più bella, ma ogni moneta ha sempre 2 facce e spesso l'altra, la croce, finiscono per tirartela addosso. Quello che da troppo tempo stiamo subendo è il carico di responsabilità infinito in capo a noi sindaci, che non veniamo tutelati dalla legge, ma anzi ci ritroviamo addirittura penalizzati da un sistema normativo che deve essere riformato. Avvisi di garanzia insensati e accuse campate in aria sono l'ennesima beffa di un sistema che vede negli amministratori locali i soggetti da perseguitare in ogni occasione. Se continuiamo di questo passo, diranno che siamo responsabili anche del fatto che in estate fa caldo o del brutto tempo a Ferragosto. Tanti miei colleghi si trovano in difficoltà, senza sussidi, senza contributi, senza supporto nell'affrontare la crisi pandemica prima e la necessaria ripresa adesso. Dobbiamo ridare dignità agli amministratori locali, affinché loro la ridiano a tutti quei cittadini, alle imprese, ai commercianti, alle associazioni, alle famiglie che hanno sofferto in questi mesi. Non è nostra abitudine contestare le attività della magistratura né metterne in discussione le scelte, ma lo Stato deve metterci nelle condizioni di fare il nostro lavoro serenamente. Quando si tratta di ingiustizie, io sarò sempre al fianco di qualsiasi altro sindaco chiamato a difendersi da colpe che evidentemente non sono e non possono essere sue.
Prima o poi qualcuno dovrà rispondere quando l'Italia resterà un paese senza sindaci. E non si potrà fare la faccia sorpresa cadendo dalle nubi. Nubi che sono ben visibili da tempo e non promettono nulla di buono. Serve più chiarezza sulle nostre responsabilità. Noi sindaci siamo sempre in prima linea e lo saremo ancora, ma se non si cambia questa situazione a regime, corriamo il rischio di avere i comuni senza più gli amministratori per gestirli. La fascia tricolore non può passare di moda, non può sbiadire e non può diventare un cappio. Io starò sempre con i sindaci. Allora, abbiamo sentito questa presa di posizione anche dura, soprattutto nel finale da parte di Germano Racchella, onorevole, in questo caso sindaco di Cartigliano, che difende la categoria e dice l'Italia non può restare senza sindaci. Noi fin dall'inizio della pandemia abbiamo parlato tutti i giorni, abbiamo avuto molti sindaci ospiti, a volte qui in studio nel periodo di lockdown collegati via Skype o con altri sistemi, e tutti ci hanno detto la stessa cosa, ovvero la difficoltà per i sindaci di vivere questa situazione. Un lavoro che è cambiato completamente, drasticamente, li ha trasformati nel collo di bottiglia fra le esigenze della popolazione e invece le necessità calate spesso dall'alto, giustamente in fasi di emergenza. Sindaci ai quali va tutta la solidarietà della nostra redazione. Noi continueremo a far parlare i sindaci nel TG, nelle nostre produzioni, nelle nostre dirette, per far capire quanto importante sia questa figura. Chiudiamo anche questo capitolo e parliamo di un fatto di cronaca avvenuto a Carmignano di Brenta. Vedete? Il desiderio di ogni madre è quello di veder realizzati i sogni dei propri figli, vederli soddisfatti nello studio e nel lavoro. Sonia Campagnolo purtroppo non riuscirà a vedere sua figlia Lisa laurearsi in giurisprudenza, ma fino alla fine ha dato disposizioni per poter contribuire alla realizzazione del suo percorso di studi. Sonia Campagnolo è una mamma di 47 anni di Carmignano di Brenta, morta domenica per l'aggravarsi di un tumore al pancreas che l'aveva colpita nel 2019. Nella sua epigrafe Sonia ha fatto una semplice richiesta: il tuo fiore sia un'offerta da devolvere a sostegno della figlia Lisa Campagnolo. A seguire l'Iban e la causale in memoria di Sonia. L'intero comune di Carmignano di Brenta si stringe al dolore di questa famiglia. Anche la compagna dell'ex sindaco Bolis, recentemente scomparso per lo stesso male, ha scritto un messaggio di cordoglio. La comunità di Carmignano è profondamente addolorata dalla scomparsa della nostra concittadina Sonia. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia, in particolare alla figlia Lisa, alla sorella Laura, al papà Pietro e alla mamma Rita. Lisa continuerà a studiare, sta cercando un lavoro, ma Sonia voleva che avesse una sicurezza economica nel continuare il suo percorso, un percorso che Lisa farà sapendo che la sua mamma le sarà sempre vicina. Chiudiamo questa nostra informazione con, come l'abbiamo iniziata, con l'emergenza coronavirus, perché abbiamo sentito nel mezzo, durante il nostro Focus TG, le tante novità, soprattutto positive, legate al ritorno alla vita, al ritorno alla normalità, una normalità fatta anche di movida fracassona e qualche tensione all'interno di zone più o meno turistiche della regione. Però il coronavirus c'è ancora, l'emergenza c'è ancora, anche se si parla di sospendere questa fase così importante alla fine di luglio, e si parla di sospendere anche l'uso delle mascherine all'aperto a metà di luglio. Però, dicevamo, siamo ancora all'interno di un'emergenza. Per capire che strada sta prendendo questa emergenza, vediamo con la regia di Fabio Verin il monitoraggio della campagna di vaccinazione. Questi sono gli ultimi dati disponibili e sono aggiornati alla mezzanotte, quindi freschissimi. Vediamo che il Veneto continua a inanellare medie altissime nella campagna vaccinale, con 46.619 persone vaccinate nella giornata di ieri. Siamo a 3,5 milioni, quindi una corsa veramente forsennata da parte della macchina sanitaria del Veneto. Le prime dosi sono 25.335 per un totale di 2.386.471 veneti che hanno avuto appunto la prima dose.
I cicli completati sono stati invece 21.000. Vediamo che fra le prime dosi e le seconde dosi la forbice è sempre più ridotta, quindi vuol dire che si corre proprio su entrambi i fronti. 1.137.089 veneti sono completamente coperti contro il coronavirus. Abbiamo anche magazzino, perché sono state somministrate l'88,3% delle dosi a disposizione della nostra regione. Questo è un grafico che ci dice più o meno come sta andando. Poi dicevamo il 49,3% della popolazione in Veneto è coperta parzialmente, ovvero ha avuto la prima dose. Il 22,8% invece ha una copertura totale. Un veneto su 2, dicevamo, ha la prima dose, un veneto su 4 quasi, perché ormai si viaggia verso quella percentuale, è coperto completamente. Importantissimo anche questo. Vediamo la sintesi per classi di età, anche qui. Prima dose e ciclo completo 12-19 anni, naturalmente siamo molto indietro, 20-29 anni siamo fermi al 16%, 30-39 al 18%, si comincia a vedere dati seri per la prima dose dai 40 anni in su, la fascia 40-50 al 52% delle persone che hanno almeno una dose, il 67,9% dei compresi fra 50 e 59 anni è coperto con una dose, l'80% dei 60-69 anni, l'87,9% dei 70-79 anni, il 96,4% degli over 80. Ciclo completo soprattutto riguarda gli over 80, le persone che hanno più di 80 anni, 84,9%, poi 41, 46, vedete 16, 11%, 10%, e si scende anche questa tabella nuova della regione che la fa da pochissimi giorni, è molto interessante perché ci fa capire le fasce come sono coperte. Sintesi per categorie: disabili con una prima dose sono il 77% in Veneto, ma è molto interessante anche il fatto che siano il 64% con il ciclo completo. Vulnerabili 78,3% e 60%. Usciamo da questa grafica, usciamo da questa tabella per andare nella tabella successiva, che è sempre molto importante, perché come abbiamo detto finora, sì, ne siamo fuori, ma non del tutto. Quindi casi attualmente positivi 5.507, un numero che scende ogni giorno, scende in modo verticoso. Casi positivi, siamo a questa mattina, dati riguardanti quindi proprio le ultime ore, 36 casi positivi in più, 36 positività, pochissime, è importante rimanere in doppia cifra e basta, per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 424.853 persone. Sono 407.745 quelle che si sono negativizzate, sono 11.601 le persone che hanno perso la vita purtroppo con il coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Vedremo poi, perché è la prima volta che la vediamo con voi questa tabella, se ci sono dati importanti anche sui decessi. Negli ospedali va così: ci sono 320 persone ricoverate in area non critica, di cui 215 negativizzate, 105 ancora positive. Importantissimo il doppio dei positivi ai negativizzati, quindi molto molto importante. 45 persone solo, possiamo dirlo finalmente, in terapia intensiva, di cui 23 ancora positive, 22 che si sono negativizzate. Anche qui la forbice si riduce, -1 il numero il bilancio negativo di un'unità per quanto riguarda l'area non critica, bilancio invariato per quanto riguarda la terapia intensiva, e possiamo anche tirare un sospiro di sollievo, bilancio invariato anche per i decessi. Non c'è stato alcun decesso nelle ultime ore a causa del coronavirus. Questo dato dello 0 che vediamo è sempre più frequente ormai da giorni, quindi vuol dire che la mortalità si sta riducendo e è fondamentale. Vi ricordiamo fin dall'inizio, abbiamo visto che si comincia con quelli che vengono chiamati contagi semplici, ovvero persone che risultano positive, poi cresce il numero degli ospedalizzati e le persone che vengono ricoverate in area non critica, poi cresce il numero delle terapie intensive e alla fine inizia a crescere anche il grafico dei decessi, e come è l'ultimo a crescere anche l'ultimo a calare. Il fatto che vediamo sempre più volte la 0 nella tabella ci fa
ben sperare per il futuro. Questi erano i dati dell'emergenza coronavirus. Adesso vediamo una cosa che esula un po' dal contesto di questa emergenza di cui stiamo parlando. Chiudiamo con un appello, una raccolta di fondi per riportare a casa il busto del Doge che stiamo seguendo ormai da settimane. Ho aderito con piacere all'iniziativa di Venetinet di partecipare all'asta per riportare a Venezia il busto del Doge Giovanni II Corner, che oggi si trova in una casa d'aste a Viterbo. Giovanni Corner fu Doge per 12 anni ed è un personaggio importante per la storia della Repubblica di Venezia. Continua la campagna di Venetinet per riportare a casa il busto del Doge Giovanni II Corner, in carica dal 1709 al 1722, peraltro anche durante l'ultima grande vittoria navale veneziana contro gli ottomani a Corfù nel 1715. Il busto marmoreo, originariamente conservato a Ca' Corner di San Polo, sarà abbattuto all'asta a Viterbo il 24 giugno. Questo reperto artistico era andato perduto, forse trafugato nel periodo napoleonico e ora è stato ritrovato. Riportarlo in Veneto, attraverso la partecipazione all'asta, ha un valore emblematico. Ora, al di là del recupero del reperto, già importante di per sé, si tratta di un'operazione di comunicazione, diciamo così, politica. Venetinet ha reso disponibile un codice IBAN per partecipare alla raccolta fondi, ma il valore del busto va molto oltre la sua stima economica o il suo valore storico-artistico. Secondo l'associazione si sposa con l'attualità della nostra regione, il processo di stallo dell'autonomia largamente votata dai veneti nel referendum consultivo del 2017. Il recupero del busto, allora, deve servire a regare attorno a un'identità veneta, espressasi con chiarezza nel referendum e in altre occasioni, che ancora si vuole impegnare a pensare un modo nuovo di autogoverno della regione e potrebbe ispirarsi al modello virtuoso della Repubblica Veneta, almeno da un punto di vista simbolico. Allora, siamo in chiusura di telegiornale. Ricordiamo che a Rosà, all'Istituto Mauria Ausiliatrice, è stata aperta la camera ardente di Michele Merlo, giovane cantante morto domenica 6 giugno all'ospedale maggiore di Bologna a causa di un'emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Tantissime le persone giunte anche da fuori regione che in fila hanno dato l'ultimo saluto oggi a Michele Merlo che aveva scelto come nome d'arte Mike Bird. Noi andremo a vedere questa camera ardente, andremo a sentire le persone che hanno deciso oggi di dare di tributare un saluto al giovane, e domani vi racconteremo anche i funerali che si svolgeranno nello stadio di Rosà, città natale di Michele. Detto questo, siamo in chiusura di TG. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi per i collegamenti, per tutte le importanti notizie che ci hanno dato, e vi invitiamo ai nostri telegiornali nella fascia serale per tutti gli approfondimenti e le novità del pomeriggio. Buona giornata.